c'è un tipo panza che ho cresciuto a panza. Non ti spiegare una cosa. Noi fra poco stiamo facendo la diretta. Ma non ci stanno ancora. Sì. Cioè, guarda la mattina là, quando vedi il palluccello che esce, vuol dire che qualcuno già si è collegato con noi. Ma mi vieni sulla palla. Vedi che palla sta palla. L'uomo deve avere il palluccello. Allora, da dove? dentro al telefonino, perché la gente sta aspettando. Ma noi vediamo dal telefonino, mica niente. Cacciate il palla fuori. Io non vengo compressione con il telefonino. Comunque questo qua è il microfono di Franco Moreno. Sì. Se avete perché... Nelle prossime serate. Perché oggi il nostro Franco Moreno compie 60 anni. Quella è la cosa grave. 60 anni quanti dedicati al teatro, allo spettacolo? Su 40 anni. 40 anni. Ho iniziato tanti anni fa. Io mi ricordo tutti i tuoi successi, i primi successi che mi ricordo tu era Qual? con la Titanic, non la facevi bene. Con la chitarra, sì. Pure Un ballo cavallo, un ballo cavallo a Ferricarne. Sì, a Ferricarne. Poi ho fatto pure Giacomino Casanova, un sacco di canzoni. Però che hai fatto più successi di tutto quanto è stato Mare Verde. Mare Verde e poi quella là, aspetta, come c'era? Non mi ricordo. Valla a chiamare. Chi va pazzo per te, te pensa sempre, chi va pazzo, te la ricordi questa? Oh, però che la facevi proprio buono, riciccio. Bei tempi. Comunque guardate, questa è la cosa bella del nostro mestiere. Un altro pezzo è spirito, il nome dell'onore, che si opera l'amore, goppano in cortiere. Che stronzo. Come femmina si chiama tutta la tavola. Che si fa morire. Ma siamo in diretta, siamo pronti? Siamo già in diretta da Non lo sapete ancora, già stiamo in diretta. Ci sono già... Già hanno sentito, l'abbiamo detto. Oh mamma, chiediamo umilmente scusa ai cantanti, interpreti di queste canzoni perché veramente sono canzoni di successo e belle. No, quella cosa bella è che è successo pure da me. Allora, Oscar Di Maio, buonasera. Franco Moreno stasera compie 60 anni. Ecco qua, questo è il regalo che mi hanno fatto. Vedete? Questo è più basso. Sì, più Ah, basso. così, più qua. Più Questo è il regalo più bello che mi hanno fatto stasera. Sì? Sì, ringrazio Cinzia e Oscar che mi ha mandato una bella bottiglia di profumo. Poi ringrazio mio fratello Valerio che mi ha pagato un pranzo per 28 persone al ristorante da Lanterna. Non sta ricoverato. E niente, poi tutti gli amici che mi hanno regalato. Ciao Mario, un bacio se ci stai guardando, a te e tua moglie, e un bacio chiaramente a tutti i tuoi figli. E niente, dai il microfono. Sì, direttamente dalla Mediaset casa di Mario. La cosa bella, vedete, questo è quando gli artisti ci stimiamo e ci vogliamo, anzi posso parlare veramente e ci vogliamo bene. Perché sennò queste cose non ne facesse nessuno. Invece questo è proprio il massimo dell'affetto, della stima, del rispetto e della cordialità. Vogliamo dire, scusate il ritardo perché abbiamo fatto tanti a lavorare, per cui... Se non me lavate gli ultimi 2 maggio. Sulle una città. Non è capace di fare l'interno, che non c'è questo te. Allora, come fa? Arriva qualche palla, arriva. Sì, aspetta, qua ci sono pure le telefonate in diretta. Se qualcuno che dà i soldi non ci sono. Ok, andiamo avanti, ci sono tanti saluti. Vai, allora diciamo pure Sapio. Iniziamo. Il fantasma regista. Il fantasma regista che poi adesso E poi posso entrare un momento? Perché era vero. Perché fra poco farà i video, la pubblicità, tutto. Lui curerà i miei video che farò del mio nuovo disco perché spero che sia bello. Sì, tu il mio papà televisivo è stato Oscar. Oscar Di Maio. Sì. Se dovevo pagare lui. Ho capito. È triste sta cosa. Conferite voi, vabbè, io ritorno dietro la camera. Vabbè, se casomai non è stato un po' di difficoltà, La ci mattate un mese. Allora, vuoi dire qualcosa? Allora, ci sono i saluti di Grazia Barrella, di Rosa di Monaco, Massimiliano Mangiapane. Massimiliano, un bacio da Palermo, Massimiliano. E poi fammi salutare pure la famiglia da Palermo Zito, la famiglia Zito che ci sta guardando, che appartiene alla mia compagna, la tua compagna. La mia compagna, sì.
Allora, vai, che ci Maurizio Corso Vessosino, Santa Marchese augurissimi, Giuseppe Spena, auguri maestro, sei il top. sta? Oh, il pop. No, il top, non vi devo fare il top, mi è brutta via che fai da fumo. Melania Schettino, auguri e complimenti. Monica Leporanico, tanti auguri di buon compleanno. Salvatore, scusami, Dimmi. ma no, non si può sentire un po' di musica. Come no? Insomma, però diciamo, sono tutti ritornelli, perché la Zeus ha detto no, è tutto inedito, dovete aspettare il 21, usciamo con il disco il 25. Vabbè, ha detto soltanto di spezzoni, di frammenti. 21 di novembre. Il 21 novembre, sì. E allora dicimmo che già il 21 facciamo un'altra diretta. Sì, il 21. Questo lo ascolto va come va, no? Questo è perfetto, così parte. Così come so. Fattorini, tornate. Non t'accostare vicino, me la fai male. Stammi che posso assai, che non ci sto male. Bene, questo sono belli, come Leggici qualcosa, Salvatore. Abbassiamo un po' la voce perché altrimenti non si capisce. sente. Allora, vediamo un po' perché ci sono le dirette incasinate. Ma stanno Allora, Vanni e Paolo. come no? Mezza Italia. Tutti i palumel c'erano per. Senti, tu fai di capo fuori, tu fai di capo a te. Già Chiama la gente, mi raccomando, mi raccomando, mi Ah, raccomando. bravo. Maurizio Corso Vessosino, Santa Marchese, Giuseppe Spena, Melania Schettino, Monica, vabbè no, chi si chiama Giolette prima, Raffaellina De Lucia, Monica Gallo, Franco Capozio, zio Franco di Franco, ciao Franco. Che felicità che mio fratello è felice, Oscar, sei un grande. Grazie, Franco Devi. Zio Franco di Franco devi venire a casa, ti faccio il suo cuore. Da Trapani la famiglia Corso ti manda tanti Franco, auguri. Un bacio a tutta Trapani. Peppe Sabri Ruisi, tanti auguri di buon compleanno. Grazie. Melania Schettino aspetta con ansia che arrivi il 25 novembre per il nuovo CD della Zeus. Grazie. Ma non aspetti l'ansia, aspetti da tardi, perché ho vinto un 10, perché aspetto 25? Eh no, perché la data ufficiale sapete che. Sì, che poi Perché tu non sapremo? probabilmente si anticipano. No, vabbè. Esce prima, ok. Francesca D'Amore, auguri di buon compleanno. Franco, sei una persona speciale. Ti Grazie. auguro di essere felice sempre. Un bacio da Parma, ma il mio cuore è sempre a Napoli. Grazie, un bacio a Parma, Modena, Liegi, Stoccarda, Francoforte, Marsiglia, Giuliano, Marana, Gardevillo, Orte di Atella, Licola, la Copaglia. Eccoci qua. Che è successo? No, nel frattempo siamo in Mondovisione pure con pagina Oscar Di Maio. E la miseria. Quindi, allora, Giovanni Varriale, auguri Fratomo. Fratello, vai. Peppe Sabri Ruisi, un saluto da Trapani. Annarella De Rosa, buonasera a voi. Gianluigi Ciotola, un bacio maestri. Alfredo Varra, felicissimi auguroni. Marica Filomena, auguri di buon compleanno. Salvatore Barbato. Salvatore e Paolo sono assai. Sono assai e Palumelca. Ma le palomelle sono il Paolo. No, sono I palucce. che girano ma le Sì, palline. allora. Quello è. A proposito, se dovesse stare in linea Antonio Adinolfi, ma ci scusate, lo dici proprio a te che poi sei il più forte. Gliel'ho detto io oggi. Mentre tu coppa a tutte parti, come siamo fatti un guafone, non capisci che cosa che fanno gli sti. Sì. Ma tu capisci? No, a Salvatore. No, come fatto... Il telefonino? No. Niente. No, per l'amor di Dio. Ma chi sa ci voleva un pacchetto, come si chiama? Arrivano i messaggi. WhatsApp. WhatsApp. Chi è forte con fa WhatsApp è Mauro Nati. È forte Mauro. E veramente sta sempre con i social. Sì. Allora, mannaggia. Mi saluto a Mauro Nati e a Carmelo Zappura che ci siamo salutati pochi minuti fa. Pure a grande Nino D'Angelo che domani mattina ci vediamo. Poi chi ha detto? Cinzia, Oscar l'ho detto. Quelli che mi hanno fatto gli auguri, chiaramente. Ma tutti guarda, tu non sai quanti te ne hanno fatti. Ma hanno fatto gli auguri a me per te che sapevi che avevi Sì. quando vedi stasera morire fai gli auguri da parte. Grazie a tutti. Antonio- Una cosa bella, così bella.
Antonio Tajano, Ui, auguri ciao. di buon compleanno a Franco Moreno, amico Ciao. serio e grande professionista. Un saluto a mio fratello Oscar Di Maio. Ciao Antonio, Antonio. grazie. Senti, mandiamo un saluto pure alla signora Giulietta Sacco. Come? Ma signora Giulietta, Grande. gliel'ho detto che la salutavo a Gianni Sacco, a tutti, Tutti i sacchi si legge. tutti i Sacchi. Andrea Corimba, auguri da Las Vegas. Unai. Unai. Wow. Stiamo un dragone. Salutano tutti quanti. Valerio Costanzo, mi salutate perché non aprite una scuola? Una scuola di che? Quando potrei dire una cosa, quando saranno le scuole e chi studiano mai, ciao, farò via lui. E qui si vanno a rubare io. Antonio Silvestri, aspetto con ansia il disco di Franco Moreno. Grazie a loro. Gli auguri sono tantissimi, io ho problemi a leggere. Se qualcuno non riusciamo a salutarlo, ma lo salutiamo 10 volte perché poi capirete che è una diretta a livello proprio veramente mondiale perché siamo su tutti, come si dice? Social. Prima o poi usciamo pure su tutti i giornali. Sì, ti faccio vedere. No, diciamo, ma fa pubblicità. Lui, sti caragli. Poi, Buonasera da Maddaloni, Francesca Infedele. Maria Francesca, Infedele. pure io. Io fedele. Carlo fedele, cioè. A capo, un saluto forte a capo. Non uscive domani neanche io. Dice, dove sta Franco a lui? Dice, isse fra Moveno. Dice, Moviene, no, Moveno. Dice, Moviene. Ciao Carlo. Mannaggia. Allora, Alfredo Cutillo, auguri maestro unico, baci al maestro Oscar Di Maio, un bacione anche a te Salvatore. Alfredo, il consuelo. Grande Alfredo Cotillo. Ognuno che non si ricordi di cosa va così. Oh. Si ricordi? Quando va così, oddio che sì che... Grande falegname, Sì. grandissimo falegname. Io quando mi chiamo che non mi ricordo, ma sai chi sono? Peppo, lui. Ma vedete, E poi mi guarda, ma lo conosco, no, non mi ricordo. Antonia Dinolfi, buonasera. Sì. Antonia Quello qui, Dinolfi, Antonia. buonasera. grande Antonio. Ma Antonio è quello dell'agenzia, a Dinolfi. Quello là magro, un amico mio di Gli Salerno. attori Salieri, sì, lo vedo sempre sulla pagina di Don Miccio. Ti manda anche i saluti. Ti disse ho fatto Vocca Amarante, raga, la tua incisione di Vocca Amarante che ci piaceva. Se tu l'hai anche commentato e risposto su Come no, Facebook, come così. Vediamo un po'. La Gianni e Claudio Viglu, Festival con 59. Mi ricordo. Quindi Secondo posto. Un secondo posto Claudio Viglu, Pi- la stessa canzone. Pippo, ma perché sei in pigiama? A lui no, perché c'ha la febbre. A lui sono... Ah sì, mi ricordo. Vabbè, aspetta. Per dare calore alla diretta, per far capire che è una cosa fatta proprio in famiglia, capito? No? Pippo, grande commerciante, soprattutto grande amante degli animali. Ah, bellissimo. Grande amante degli animali. Che stai cercando pure il camino acceso, diciamo. Cosa? Il camino acceso. Perché va a aprire. Lui si chiama ma tu devi cambiare il tuo cammino, tu sei stato fra 3 anni. Si appiccica a fumare. Antonio Capasso unico, un calorosissimo abbraccio a tutti voi e tanti saluti anche al grande Mario Trevi. Sono arrivature Un saluto bacio a no. Mario, un bacio al mio fratello Mario. Tatà Amato, buonasera. Giusi Cavallaro, Franco sei nel cuore dei catanesi. Grazie, un bacio a Catania e ci vediamo il 26 di novembre a Catania. Per una festa caffè. Ma facciamo Aspetta, il regista multiuso col cru caffè. La voluta è tutta io non Sabato sapevo. lo primo con uno, Rimaniato. ok. Mario, 2 caffè pagati da te. Poi come si diverte? Guarda, il mio fratello Mario, ti posso dire, io ho praticato, però parlo sempre. L'ho praticato, ho fatto delle belle serate insieme. E tipo, ogni volta che mettevo mani in tasca, mi si metteva con la sua espressione. Comunque non fanno loro perché veramente io non lo sapevo che in vita privata è così. Forse nell'ambiente si parla, però veramente ha fatto delle cose belle. Un bacio Mario, questo è vero. Ma pensa che io tengo un ricordo storico vero di Mario Trevi. Sì.
quando lui fece la grande compagnia, nella quale ci stava anche mia mamma e Trottolino, io ero il secondo comico, Trottolino, Grande Trottolino. 67 ma e io sostituivo a Trottolino a Torino, facendo un bissimo duetto di volte. Mario Trevi mi regala i 50.000 lire. Questo è quel vecchio terremoto. Ma tanti, ma schiattato a battugliamo vicino ai tizi. Hai visto che sono artisti? Invece mi ricordo una volta lo chiamai qua, un ristorante qua fuori, che adesso ci sta al supermercato. Il Don sul Perignon, incrocio. C'era un ristorante che era pure un compare di Mario. il Crystal forse. No, questo- stavano qua fuori. Il Don, All'incrocio di Parcaturo. il Don Perignon. Un Don Benignone. Sì, sì. E c'era lui che venne a cantare, lo chiamai io. Certi sono amici miei, così, non mi ricordo quando si pigliava. Diciamo 100.000 lire. Beh, per non dire la somma. Esatto. Allora arrivai, a che ora canto? Alle 7. Mi venne alle 7:05 perché è precisissimo. E aspettai a un cantante, mi pare. Allora sai, 7:30, 8, ma non guardo le 8. E mi chiamò e mi dice, senti, ma mi hai i soldi? E come dai i soldi? Vieni qua. Ce l'ho i soldi. Ma tu sai che mi hanno straordinario. Perché l'hai aspettato ricco. Questa è una cosa storica che c'è, come la fai? E quello veramente volevo uno straordinario. È così. A me non mi dici niente di nuovo. Vabbè, comunque però voglio dire, la vita privata non è così, diciamo. Enza Miele, sera da Cicciano. Un bacio, un bacio. Ma ci siamo avvicinati alla Germania, Sì, alla fine ma non ci manca. ho proprio qua città. Sì. Francesca Infedele, sono fedelissima, vi giuro, purtroppo ho un brutto cognome. Te lo devi cambiare però, perché non vuole nuovo in, come il mio segretario, Carlo Fedele. Tu fatti Carlo Infedele. La signora si chiama Infedele. Vabbè, ma a volte il cognome non vuol dire niente. Poi la fedeltà è sempre una cosa Io soggettiva. ho un amico tedesco che si chiama Sergio Strauss. Come? Sergio Strauss. Avrei quando amici del cani si chiamano così. La maggior parte. Antonia Dinolfi, caro Franco, sono conduttore radiofonico da 40 anni e sono un grande appassionato. Ci puoi dare qualche notizia del nuovo CD, autori, musiche, Allora, eccetera? sì, allora gli autori sono Gino Danucci, Antoine, poi ci sto io che ho fatto 3 pezzi, poi ci sta un ragazzo che si chiama Pompeis, Aria Pompeis. Tu ridi, veramente. Pompei si chiama. Pompeis. Ma un nome o un cognome? Nome Ario, Eh? Ario Pompeis. Ario Pompei. Sì. Certo, ha avuto un'infanzia sfortunata sto. No, invece è così. È uno che si chiama Pompei, non ha avuto mai un piacere con qualcuno, l'ha chiamato con diminutivo. No, assolutamente. Io l'avevo chiamato per esempio Ario Is, che fu l'uomo che da roba mia. Esatto. Antonio Capasso, quando vieni a Marcianise? Aghi. Compleanno tuo. Ma pure lui ha fatto gli anni, l'altro Ieri, l'altro ieri. il 6. Ieri Carmelo Zappulla, oggi. Eppure con questa ha riuscito mai ha fatto loro. Hanno sempre prima. Sempre prima, in 2. Sì. Salvatore D'Alessio, ciao, un bacione Oscar dal tuo barbiere di fiducia. Questo è un barbiere che porta per tutto. Sì. Io ogni volta che faccio un film, una cosa, ma che fa la capa durissima. La capa, non so, la capa steccino. Tutti i lavori. Sì, sì. Anche la particina di lavoro. Sì, sempre. State sempre. Giuseppe Mosca, un abbraccio a 2 grandi artisti, saluti da Summa Vesuviana. Un saluto a Somma, Comunque mo io mi piglio una conferenza, ma ve lo dico mo, tutti gli amici della Sicilia che chiamate Franco Moreno, se insieme a Franco Moreno non mi chiamate pure a me, non lo faccio invece. Oh, vero, ma questo glielo dico sempre, Oscar. Tutti le spese, 50 euro, 60 euro, No. 100 euro con tutte le spese. Ma guarda, dalla parte mia perlomeno 2.000 euro che ti toccano per l'artista Ma che io me sei. Che? Mi sfoglia cani, che si sta dentro. Riesce a capire. Difatti i suoi cani che sono 2 di 1 che stanno in capo. Se non scendi Franco non fanno niente. Io sono un grande fan di Oscar Di Maio, mi piace assai. Giusy Cavallaro, Moreno più Trevi, le grandi voci della musica napoletana. Grazie. Un saluto pure a Piero Cannato da Palermo, Pidduzzo da Palermo e chiaramente a tutti gli organizzatori, Comitato Festa, eccetera. Però voglio dire, se voi chiamate sul telefono, noi siamo in diretta col mio telefonino. Se loro chiamano col telefono, che faccio qua? Rispondiamo. Pronto, chi sei? Sì. Pronto Mario. Che vuoi ascoltare? Pronto Mario.
Rosario Bruno, un abbraccio da tutta la famiglia Bruno. Grazie, grazie, grazie. Rosario Savio, mi fate salutare Franco, sono Rosario Odopolino dal 167, il vicino di casa del maestro Agrillo. Ah sì, 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 Topolino, un bacio a tutta la famiglia Grillo e Topolino, e pure uguale a tutti quanti. Enzo Guida, complimenti, due splendide persone. Grazie Enzo Guida, che sarebbe poi la spalla di Savio Cavallo. Sì, Cavalli. Enzo guida il cavallo sta a Sì, sì. allora fatica. Enzo Guida il Cavallo sta a fianco. Questo qua me l'ha regalato un mio amico che si chiama Antonio Profena. Tu lo conosci? Come? Il fratello che andava pure, gli innamorati, ti ricorda quando eri? E loro sono. Per cui me l'ha regalato lui. Ah, il fratello... Ha fatto questo corno. Ha detto Franco, io se devo mettere in mondo a tutto un disco tuo, quello che fai devi portare a presto. Perché lui se ne è accorto che ci stavano degli occhi maleducati. Io non è che ci credo tanto perché io sono un cattolico, però ma la brutta di tanto è carta peste. Guarda, io sono cattolico come te, Sì. però io fate l'occhio e cuore ci credo come c'è. Io non ci credo, io penso che noi la vita ce la formiamo noi. Non ci credi che ci stanno i porti futuri, No, non ci credo. E allora No, sì, lo favo di ha chiamato un amico devo parlare, cosa lo famo con noi. no, Ricomponiamoli, ci siamo in diretta ancora. quando lui dice fai una cosa seria, come si fa? Visto? No, facciamo l'intervista, va. Senti Oscar, tu da quanti anni fai questo lavoro teatrale, comico, la tua famiglia? Io... Aspetta per il microfono. Sì. Vai. Ma non è che ti sciuzzava la cosa come vero Franco, qual è stato il tuo primo successo? Maria Celeste. Maria Sì, Celeste, 1980. mamma tua. Per una festa. Fu che una volta che capo da sta camata, ti diceva tu che da mare. Bella e buona, ero perito Franco Moreno e Nino D'Angelo, si voleva una pressione a parte con altro, voglio dire in mare, Franco Moreno ha fatto un incidente con la macchina. Una lancia a Beto Monte Carlo. Trovai un cavalcavia che ci stava in binario in un treno, no? E io stavo, ma pazzo, questa è proprio una cosa d'arresto. Stava a Torre Annunziata e dovevo andare a Torre del Greco e portava una velocità di 180 all'ora in paese. Sai, insieme anche noi accumulare e poi ci lavoriamo sul telefono. Questa era la gioventù. Fino arriva a Lizzi che era morta addirittura. Sì, mi ricordo, l'81. Quindi sopporto sto fatto che sei finito nell'incidente, sì, ok. Mi hanno fatto morire con Sì. sul... Oppure più senza all'altezza Pozzuolo. Ma io mi porto un fortuna quando fanno queste cose, io non ci credo proprio. Ma poi guarda, morì con Paramagno, con Paramotociclette, per esempio, a me pure mi capita di essere morire, però di danno pizza. Che a Cristiano non era ricco come ne tu una partita. Aspetta una coppa bassa. Ma Facciamo una cosa seria, pure perché il disco mio nuovo, questo disco che uscirà fra pochi giorni, prodotto dalla Zeus. prodotto da Zeus, l'arrangiatore è Danisi, il maestro Danisi, e chiaramente grazie ai musicisti che hanno lavorato per me, penso che hanno lavorato benissimo. Addirittura la chitarra, il batterista hanno fatto 2 turni per fare una ritmica, il bassista pure. Grazie, poi Salvatore Palumbo, Piede Palumbo. Fa Valdini pure poi. Sì. Poi Nando Iannuzzi, auguri posticipati a Oscar e auguri per oggi a Franco Moreno dall'eterno amico Nando. Grazie Nando. Nando Iannuzzi è quello che mi presentava quando io mi chiamavo Salvatore Trevi e andavo nelle cantine a cantare, e poi feci un teatro a Giuliano con Franco Ferrara, si chiamava Compagnia, non mi ricordo ma compagnia come si chiamava, e facevo Mamma perdonami, e lui mi diceva tu canti bene, tu diventerai un grande artista, e io chiamavo pazzi, cioè questo è pazzo. Io porto il bombolo, perché io portavo le bombole all'epoca, già era padre a 16 anni. A 16 anni sei Già arrivato? era padre, sì. Io sono nato padre, non figli. Oh, mi svana a Brescia, Sì. 16 anni. Infatti. Infatti tuo figlio quando è venuto? La mia prima figlia ha 43 anni. Una figlia di 43 anni? 43 anni. E deve 60 anni.
9 mesi di... La signora che ci hai presentato prima invece è la mia compagna. la tua compagna che non è napoletana. No, è siciliana. Ah sì, quello è? Sì. Ah, Dove sta la cattedrale? lei ci sta? Cattedrale. La vita architrava. No, architetto. Chi dove sta a cadere? Ah, quindi la signora è la tua compagna. Sì, La tua compagna, non che è una compagna pure per me. Sì. Noi abitiamo vicini Sì, qua. sì. Vedi, facciamo subito la famiglia politica. Gigi attrice, buonasera. Cicina attrice. Wow, Gigi, sì, grande, un cacagno fosse. C'è il sciogli vincola Cicina. Gigi non bacia. Cicina vuoi Patricio, buongiorno. Che sei la mattina? L'ultima parola di buonanotte, ancora. Luciano Roviello Cafusi è un grande artista, però devi fare la dieta. Visto il caso, se Cumina, gliel'ho detto pure io stamattina. Lui, la signora sua, gli ha comprato la terza. Perché guardate qua, se avete un bambino che la mamma non ha il latte, potete fare qualcosa. Perché voi pensate che su chat, a me è tossica. Se ti dispiace. Sono che collo le cavaliere. Laura Franci, mi saluti ti prego, Laura Liguori. Laura Liguori, un bacio da parte mia e da parte di Oscar. Poi? Era Laura, un bacio di assoluto. Sì. Giuseppe Spena, mi fai ascoltare un po' live 8 novembre, grazie maestro. Non devi neanche chitarra e pianoforte, niente. 8 novembre. Gli vuoi far sentire un po' dei pezzi nuovi? Sì, vediamo un po' se Sono riesco tre, a farlo. ma Ci sono sto quattro, facendo un cinque. registro cameriero tecnico, non si capisce Vai, niente. non gli dico. Ok. Sai, amica, sabato mangi ma non è la pasta. Io ho visto un sacco di persone qua, alla tua festa. Ma si sente, sai? Non mi guardai da voce È una traccia, non lo posso passare. non t'accostavi. Ok, se ne è giù. È nata moda, solo che la lascia per sentire. Perché un'unica traccia, non posso andare avanti. No, guarda, No, non si fa mai scorrere. Falla scorrere. Senza voce va bene pure. Alzo. Ma fai scorrere, quando pure non fa asciugare. Facci sentire tutto. E allora devi andare... Lascia così. Non si sente. Non t'accostavi vicino, mi fai male. S'amore rossa assai, che non ci stanno mai. Cammino in pianura, ci sono stelle di mare. S'amore rossa assai, esagerata assai. E come una montagna scivolata, che fa sempre tutto ciò di finale. Così la pioggia e passione che fa chi è sopra mi fanno innamorare. Quando con me non ti scuoia a farnare le spine, poi mi passa. Tu mi rubi l'anima, io sto morendo con te. Questa storia ma ci parata fa come fai tu. Sto separato Un momento solo perché non ho capito se c'è un commento che dice che non si sente più. Facciamo un momento una prova perché... Vabbè, ma noi comunque voglio dire che E allora istica da picciola letto, ok. non deve cambiare le casse, le alza.
scorciatoio sto cuore mio, fumetto solo faccia che sta storia, naturalmente lui con la punta su di lui, e allora la richiesta vicina a papà, tu che le fatte più belle come si, e non darete mai a gente che te lo giudica, tu si fai buono, fai male, sono solo cazzi tuoi, tu si cannato, tu si speciale, st'amore non stai giù, sono male, tu stai giù solo, e ciò che voglio bene assai, e non ti faccia cagno nessuno, tu sei perfetta per stare da me, tu mi fai senti sicuro, non mi mette mai paura, se vuoi cioccolarmi te che mi veste, un cagno basta amore sempre stupido, se quando vuoi un mare c'è sta cuore, vincere sempre lui, un bene nostro con Possiamo andare, vai. Apri la diretta, vai. Ok, già siamo in diretta, siamo sempre in diretta, non vi Ma preoccupate. questa sera sto potendo, perché pensa che eri più ignorante del mondo, che c'è un numero che è peggio di me. Non faccio proprio niente. guarda. Sei laureato proprio di Sì, ignoranza. proprio lavorare in mandato di come capisci. Allora, Sto vedendo qua che c'è più corni di me. Corni da per tutti. No, ma figurati che a moglie me la voce dicendo, ma fanno il corno di scassi, come scassi non fa tempo che torno a fare da voi. Io sento una cosa che diceva, che lavoro fai? Un siciliano, diceva, che lavoro fai tu? Faccio il meccanico. Dice, meccanico di che? Di corna. Che corno? Dice, meccanico di corna. E che fai? Dice, prima dicevo con le corna e poi c'è la lavoro. Sì, ma però stai imparando a parlare un po' siciliano. Sì. Per esempio, tu lo sai come mi chiamano i nippoli? Allora, con la mia compagna, spesso mi sono messo un vestito nero. Mentre uscivo, lei mi fa, Franco, ma dove cazzo è così? Perché? Ci parlano 90 pluocchi, i pelucci. I nippoli chiamano i pelucci, che poi in italiano si chiamano pilocchi. Ah, in italiano però è E bello. loro dicono pelucci. Allora pelucci, capisci? Si dice? Ha fatto gelato? Ma allora, dopo 7 anni sono questi pelucci. Questa è una cosa. Poi so per esempio i ranocchi, I ranocchi da fuori. i girocchi, Ranocchi. Ma siciliano è arabo? No, è siciliano, vero? Poi dice, vatta a curcare. Hai fatto a corcare, poi lo dice quello che fuori casa. Sì. Gli altri va a corco. E adesso, poi c'è stato Iddo, bella stida è bella, bella stida. Bella stita. Ma sai che vuol dire bella stida? Oh, che c'è la guarda da noi. Qual è? No, bella stida. Bella stella, Bella no? stella. Sì, bella stella, non è bella stida. Abbiamo picciotto e cose. Allora, ciò che come si vuole fare che fare botto, buono, non può fare un buono. Senti, bastarmi il palo allora. come no, ci sono anche tanti commenti, qualcuno che adesso staranno in culo perché non li leggiamo, però... No, allora, senti, il fatto che non vi leggiamo è perché ne siete in tanti, ci dovete capire, per cui vi mandiamo 3 milioni di baci in più, Certo. una mitragliata di baci. Sì, proprio una bomba d'oro. E poi, però è bello, sa questo fatto, mi piace. È divertente anche. Come? Allora la prossima volta, io non curare, mi ha la mano con una c'è. Sì. Perché tu dici sempre che tu sei cucinato, Esatto, cucinato. Allora la prossima diretta. Però un must proprio i friariello, salsiccia e friariello. Salsiccia e frigitelli. In questo caso non ci stanno sentendo di esatto. Allora tu cucini e faccio il giorno, Con capellino. Tu dici, passami questo, passami quello. L'aiutante. Ok. Sì, e poi a mangiare. Ma andava a tavola. Ok. Però dipende quando siamo. Ma c'è che te per esempio ti piglia pure quattro salsicce, io sono 300 grammi di salsicce. Sì. Si invitiamo pure al nostro regista Fallace. Dicevo per mangiare assai, sapete? No, Salvatore quando si è mangiato i due succhi di pasta non vuole dire. Sugli uroni. Questo è pasta io. Esagerato. Povera, Salvatore, pure tu mangi. Ma qua però attenzione, ci Ma sono perché le non può porzioni mangiare? che non sono umane. Cosa?
Casa Di Maio non ci sono i piatti, ci stanno i sperlonghi. pecore, Guglielmo cucina troppo bello. veramente. Troppo bello. Allora, Giuseppe Mosca, ascolto molto le canzoni del maestro Franco Moreno e sono cresciuto con le pillole di Telegafone del grande Oscar Di Maio. Saluti da Somma Vesuviana. Mamma mia, somma vesuviana dove nacque il cafone. Dove nacque il caffè? Ma come si quando prima? Sì. La madre. Di questo fatto 50 di cafone, potrei accedere? Sì. Potrei accedere? Tony Sorrentino, piano bar, augurissimi maestro, sono il figlio di Salvatore Funnacello di Melito. Sì, sorelle, lo conosco a questo ragazzo qua. Un bacio a Pasquale e a tutto lo staff del Furnacello, Carobi Brace, Canna Fumali, eccetera, Ma eccetera. come vino mi che non bevi, poco? No, di vino io lo bevo poco. Io pure. Sì, dal 54 quindi già. No, io ne bevo poco. Di fatto porta un altro ubriaco, figurati. Ma tu ti ricordi quando si fermiamo spettacolo che ci mangiavamo quasi tutte le sere? La carna di cavalla. Ti ricordi la carna di cavalla? Ma guarda, A Catania. E la domanda, scusa, dove fanno la carne di cavallo? E c'è chi c'è stato? Armando Rosso. No, aspetta, Tony Esposito e Ernesto Martucci. Allora sa la carne di cavallo, Franco, chiedi a questi qua. Allora dice, scusa, dove fanno la carne di cavallo? E un signore disse, la carne di cavallo. Non la fanno proprio in capo. Aniello Ursini, gli dici che sono Aniello Panzaruttar, mi fai salutare? Ah, io non penso che questo qua sai chi è? Da via Nevio. Da via Nevio. Nevio, che è di via Nevio? Via Nevio, come così. Sta scritto via Nevio, sapete? Come sta scritto? No, non c'è la località. Questo è proprio su Riccione. Ah, Giuliano. Ah, figliamo, che poi sarebbe un sulcione, non un O Riccione. sedicione, se papà arriva a scuola là. Non dicevo su Riccione, invece un sulcione. Allora, lui Aniello era un ragazzo e pure io ero un ragazzino, 12-13 anni. Lui mi aveva col triciclo a Melito a vendere i panzarotti e il suppolino, sai, fritte. E poi c'era il microfono che diceva panzarotto, suppolino. E io cantavo Malacatena. Quando cantavo Malacatena intacchi la tromba, C'erano tre pazzarotti. no, che era una suppolino. E si faceva un sacco di gente. Certo. E poi la sera mi regalava 10 lire. Ci dico, non mi dire, e gli altri si sono. 10 mi diceva accanto di sigarette. Ma non ci sta più. No, ancora vende i panzarotti, però non sta a quali anni. Non parlo di quali anni. Perché se non il mio cafone lo. Io ti canto zanza preciso, pazzarotti mi devo fare pezzi. Ah, vediamo un po'. Ci sono persone che si chiedono perché stai in abiti da ricovero. E perché gliel'ho detto io, c'ha la febbre. Vabbè, lo vogliamo dire, diciamo, una volta che ho avuto un piccolo intervento alla crostata. La crostata. La crostata. La crostata. Gli uomini a una certa età ci può venire La crostata. la crostata. La prostata. Oh, Prostata. e pure così si può Se lo dire. dice prostata. Ah, chi lo vuole la fuoco. Si può dire prostata. Prostata come dire. Ma non è vero. No, Non è vero, signora. no. Pronto, prova, lì si dice. È vero. Che cosa che Ti sei operato la prostata? No, mio vero. Sta così, vi spiego subito, perché lui è Freddy News. Sì. C'ha la freve. La fredda, pure La la freve fredda. è 38. Allora si diceva, fatelo così sopra, però dice che si sente poco bene, però è un artista serio ed è venuto comunque in diretta. Come per la casa. Una casa mi sono Vai. Antonietta Gaglione, ciao, sono una Antonietta? Gaglione. Io Gaglione. guarda come nasce di qui, ma come si dice la vestita. Caita Antonietta, vicino a me coglione, invece che il cognome, Gaglione. Gaglione, un vocafone, lo scostumato. A guardiaporta di Portici, sei il numero 1, Antonietta Gaglione. Sì. Chianese Tommaso, onore a te, grande Oscar Di Maio. Alessandro Acunzo, pantofolaio. Pensate. Ma io sono curioso, stiamo potranno. Ah? Sono curioso. Perché non la buona mi papà. Era più alto. Era più alto. Poi chi ci sta più? Giuseppe Pirolli, stai attento, te la mischia la febbre. Sì, ma hai fatto mangi proprio azzeccate. Ma te la supposto te la metti come cosa della. Stata si tratta di verità, ma il dusco, tutto scatolino.
Massimo Capasso, io da piccolo per le pillole del Cafone mangiavo vicino alla televisione. Siete grandi, Moreno sei tra i miei cantanti preferiti. Grazie, grazie. Maria Calenda sei grande. Domenico Costanzo 2 grandi. Madonna, che soddisfazione. No? Bello, bello, bello. Allora, facciamo una votazione. Sabato, ma più o meno quante cose sono? Come si dice? Dopo le visualizzazioni. Le visualizzazioni dopo. Ah, dopo si dice. Dopo. In questo momento però vi stanno vedendo 110 persone in diretta. Oh, che risultano. Che risultano in diretta. Non offrire se sente a dopo. Ah, non per offrire. Sì. No, l'offrire se sente a dopo. Sì, sì. Invece vorrei fare un sondaggio. Se arrivano 10 messaggi di seguito che volete che la prossima volta dobbiamo fare una diretta così, però nel nostro quotidiano. Cioè, stiamo mangiando, stiamo guardando un fatto rosso, per esempio, che mi presterà così sordo, Penso che non si farà mai questo. perché me li regala, perché è un generoso. Prestare non esiste. Se arrivano 10 telefonate, faccio in mano. Vai, la facciamo. Allora, vediamo un po'. 10 10 messaggi, Vabbè, ma lascia il bicchierino, che anziano. Si sente se parlo. Gerardo Pisani, me li vuoi salutare? Sono un po' più piccolo. Ah, sei più piccolo di me? Sono più piccolo di un anno e 2 giorni. Veramente? E qui sono nato e tornato. 59 anni infatti. Prima vediamo a 60 anni si fa ancora sesso. La mano. Perché mi preoccupare lo stesso fatto. Perché parecchi amici miei a 59 anni hanno detto non facciamo più. Non è vero, non è vero. Mi sono aiutato a dormire. Basta che fai sempre in anni. 7 mi dice lì. Vabbè, comunque parliamo di altre cose, sono cose serie. Gerardo Pisani, me li vuoi salutare? A Sì. tutti e due voglio. Ciao Pisani. Gianni Tardi, 2 mitici su un solo divano, siete grandi. Gianni Dani. No, Gianni Tardi. Ah, chi stiamo frate di Paolo Tardi? Gianni Tardi. Secondo me è tardi. Ah, Vincenzo Annunziata, siete forti. Gerardo Pisani, facci dire 2 pillole. A Bendelane ad Achipiri. le arici. No, la pillola no, però avevo fatto serie prima da Ciarice, perché poi ormai sta tutta l'età. Allora date che guardare amici mi hanno detto che loro ormai hanno guardato la bocca vicina, tutte cose, io sono aiutato, mi che l'uomo, il ginecologo dell'uomo, come si chiama? Aspetta, Androlo. Venere, Come? medico Venere, Venere. Venere, Venere, le malattie venere. le malattie vedere. No, Ah, un ginecologo dell'uomo. insomma, che dice così. Dottor, guardate un po' la situazione, che si dice, che non si dice, e te no, guarda, un po' di cura da fare tutto quanto, perché dai ci vuole. Tutto me è una cosa che si sentono loro, guarda, se io mi avevo a fare, basta carabine di coscia e sbatti di piede e destra. Se ne carapisse fa un modo così. Se ne vuoi lasciare. Giuseppe Spena, maestro, ogni tua canzone è una poesia, fa innamorare il mondo intero, continua così, sei un orgoglio. Grazie, ti voglio bene, grazie. Angela Vaccaro, auguri Franco. Grazie, grazie. Filomena Minichino, ciao, sera, un bacio. Nicola d'Alessandro, un abbraccio. Da Siano, grande Moreno. Tu ormai, io ci sono che barzellette le tue dei carabinieri. Ce ne sta una, non so se è la tua, però l'ho sentita. Quale? Però che si compra una macchina con 500.000 km. Sì. Hai detto tu. Dicevo, ma anch'io, non ti scaricate, è bella. Da portare, ci andiamo nel ciò. Sì, sì. I carabinieri, una bella pozza dice, no? Vai, vai, vai. Allora... Salutiamo le forze dell'ordine, perché fanno tanto per noi. La speranza non c'è una piccola roba È chiaro. vicino alla piscina tra un carabiniere nato, così mi succede a me veramente, non fa per esempio i carabinieri. A sera c'è, se non ci dice una barzelletta, non le faccio lì. Sui carabinieri. C'è, la posso dire con i carabinieri? E dimmi, allora ci dimmi una cosa, perché i carabinieri quando vanno in pensione, dove la diarrea e tutto quanto? Boh. Perché hanno fornuto i festoni. Mi sembra una storia. Possiamo continuare perché altrimenti poi... Allora, Pasquale Flower Bianco, un saluto e un bacione a Oscar da Pasquale Flower, che tu mi misi su nome d'arte. Flower, un bacione a Franco Moreno è il mio preferito sulle mie serate, perché Grazie. Pasquale fa il piano bar. Ah, sì, mo sì. Sì.
Allora, vediamo un po'. Tu non mi capiti, sì, e non tu guardi come c'è Azzannariello. No, tu mi Azzannariello. Questo è un detto antico, Azzannariello. Lo diceva mamma a me, quando vado a cuccare, che non ti Azzannariello. Invece papà sai come chiamava? Chiamava Ferrari, vado poco, perché all'epoca c'era il salotto con la televisione, sai? Ma invece te qui non si capisce niente di più. Antoine, Vuoi la tua ciao? grande amico mio, augurissimi speciali, buon compleanno e buon nuovo successo. Saluti ad Oscar. Grazie a tua, ciao, grazie. Franci Vinci inseparabili, perché salti i saluti? Ah, è una parente della mia compagna. Chi è? Ah, Sì, ok, però. Palermo. Poi ci sta pure una panettiera, Cetti, che per esempio a me, come parliamo di sport, non mi fa sentire, perché è Juventino. Chi è? La panettiera non fa di un pane a Palermo. Ogni volta che ci dico faccio una guerra per telefono, non la dico un cane. Difatti c'è un amico mio che mi regala un cuore visti in bianco e nero, sto di una casa ce l'hai tu. No, ma che ma io per non lo posso proprio capire una puntata di fare. Ma pure sono siciliana questa. Peggio ancora siciliano. Là si fanno molto Juve e Inter. Vabbè, però parliamo di Napoli. Vai. Vincenza Bizzarro, Corallo d'Alessio, in Germania quando vieni? Allora, in Germania stiamo progettando per gennaio. Dovremmo fare Stoccarda, Francoforte, Liegi. Sarebbe poi il Belgio. Francoforte? Liegi. Poi? Alfonso D'Agostino, che bello vedervi insieme, auguri, bella voce Napoli e tanti saluti a te e al caro Oscar. Comunque se vai troppo a gennaio vengo pure io. Pure se non mi chiamano, mi dai tu qualcosa e vengo. Sei ospite mio, sì. Come sono ospite, se non mi dai proprio niente. E quando è cosa da girare? Cioè, ma che mi fai mangiare? Mangiare, qui ti alloggio. E basta. E volo. La sera se si esce, fa così. Un canazzetto, va. 200 euro a sera. 200 euro sì. Ci rimane. Minichino Filomena, auguri. Ciao. Katia Franco Veneziano, buonasera da Vercelli. Ciao. Sebastiano Ciano, due grandi, uno per la comicità e un altro per le poesie cantate. Grazie. Poesia cantata veramente. Qua è proprio bello, e pure la comicità. Perché veramente tu sei un'arte. Angela Vaccaro, tantissimi auguri di buon compleanno da Franco. Grazie. Tony Sorrentino, piano per augurissimi maestro, sono il figlio di Salvatore perché sì, poi non si leggono e li riscrivono i commenti. Quindi, non ritornano sempre quelli là, riscrivono. Quelli migliori sono quelli che ritornano. Ho capito. Quelli che non tornano più. Salvatore Barbato, Salvatore Architravo, quando sei libero per un caffè? A me mi mandano pure l'appuntamento a me in diretta, sì. Ok, tutto a posto. Va benissimo, poi ci organizziamo in separata sede. Ci chiamano a me perché... Ok. Mannaggia miseria, ho perso il segno. Vogliamo dire che tu hai fatto come si dice, il progetto per la copertina? Diciamo la grafica no, il disegno sopra la copertina, sì. Quello è mio, sì. E poi mi sta curando tutte le mie pagine. E io sono felice ed onorato di questa cosa. Io sono felice perché lui cura la pagina tua, sì. La pagina del nonno Mario Trevi, sì. E cura la pagina mia. Sì. Prossima è stata cura proprio perché l'hanno fatto gli all'esaurimento. Io dico la verità, stamattina sono arrivato a usarci quali messaggi da sopra. Ne ho letti non lo so quando. Ma a un certo punto pensi che esce fuori cagate tra Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp, mamma mia. Jenny Lin, mi saluti Moreno e Di Maio. Ciao Jenny. Ciao, un bacio. Massimiliano Mangiapane, maestro, fategli mangiare 8 16 e 90 il panino con la frittola. Che sarebbe 8 16 e 90? No, ora mi saluto a tutto quanto. Ah, tu lo dici? Se era così saluto mi viene con calore. 8, 16 e 90, un cafuno saluta tutto quanto, gli altri va a corcere. Ma gli altri va a corcere? Stasera più 16. Sì, 8, 16. Ma io questi numeri. E si mi chiamano delle regalo qualcosa. Sette zitti, ieri il tuo tempo mi tutto Napoli, veramente, ragazzi. E c'è un po' più giornale, veramente. Io di un segno divino, veramente. La televisione di questo hotel, c'è tu guarda capito? No, divino che sei ubriaco. Che stai? Il divino del... il segno divino. Pigliate i numeri, dice tu guarda il hotel non cafone, c'è tutti e tre numeri a Napoli. E tu dici l'unico scusa che non pigliai qui perché non mi giocai. Ma ci sta fino di che lui faceva una dieta.
Sa studiare tutte cose. La settimana dopo ieri mi dice che il numero, c'è un euro lampo. Io mangio da questa cosa, no, io do lampo. C'è lampo, poi, E da 3 numeri il stasera. sistema per me pensa che tu la fumo, vuoi asciugare sullo sangue. Lo sangue sai c'è. Giocate i numeri morenti, ma 50 lampi morenti. Non esce mai. Allora perché scusa? Fai 8, 11, 58. O esce uno c'è 58, 58 non euro. mi arrubare perché si arruba, perciò non dici i numeri. Caro, perché 8 c'è Dici 50. 53 su 58. 58 sono l'anno che sono nato. No, però la chiama bella, mo fa 60 anni oggi. Ma No, quello è l'anno, non l'età. ma 58. un anno voi giocate. Il mio cassa, allora il mese è 2 novembre. Sì. 60 sono gli anni che fai, un casano moderno, se no te Mi facesse 60, 19. Che andiamo? io trovo un numero lo mio buon Ma augurio. se dici troppi numeri non esce mai. Allora, Vai. 2 per novembre, 2 novembre. 60 per gli anni che fa e poi io che sono due fratelli amici do un numero dei miei, che a te sicuramente ti piace e ti porti fortuna. 6. Benissimo. Ti piace? Ok, allora. Ti piace 6? Sì. E pensavo che diceva un altro numero, capito? Diciamo che va a puttare male. Non si tocca a così. Allora, 6, 2 2 e 60. e 60. 6, 2 e 60 è il terno di Franco Moreno. Vai. Mi raccomando, si esce. Facci giù Fate un po' di misericordia. Gaetano Auletta, mi saluti Moreno per favore, siamo la famiglia Setola, un saluto maggiormente a un Gaetano di Cardito, auguroni per il disco. Questa è un'altra storia di quella lì. Lui aveva una baracca in Olluna, sotto Ponti Politi, che all'epoca non c'era il ponte, c'era una rotonda. No, io là cantavo sotto la baracca di Olluna e poi dormivo mesi in Olluna, da paglia. Ero giovanotto, perché poi là si venivano Enzo Berri, Lino D'Angelo, Pino Mauro, Giulietta Sacco. Tutti quanti insieme lui. Volevano là, si faceva la femmina con l'uno con Pugliaccio. E io per vedere i cantanti mi stavo là a dormire e a buscare tutti i mattini. E mamma la te. Vai. Anna Maria Mongillo ti fa tanti auguri. Ciao, Anna Maria di Pozzuoli mi pare. Poi Tony Mariano, tantissimi auguri di buon compleanno No, al ci grande sta zio bene, Franco Moreno. Chi lo capisce di 9,30 non aveva fatto uno scherzo esagerato. Anzo, sta pure mamma qua. E saluti al grande Oscar. Ciao Tony Vater. Ciao Tony, molte Interferenze. tante interferenze. Sì. Dicevo pure interferenze. Interferenza. Poi vi dirò. Poi spiega. Tiziana Punzio, bacioni a voi da Tiziana, da Foggia. Gerardo Pisani, digli al Cafone che mi servono 2000 euro, devo scavare ad un mio amico. E me buscava e se muote da me. Ah, mannaggia. Giovanna Letto, come 6, 2, 6. Ce ne stanno tanti di commenti. Come Paolo. A me purtroppo Prima fa una scommessa. mi dispiace. Allora, tu quante visualizzazioni ci abbiamo fatto? Ma non lo so, non ho idea perché non capisco. Allora sotto a 500. E stavo da parte di Paolo. No, che ti faccio vedere, perché hai due telefonini per tutto qua. Facciamo così. Sotto le 500, no, sotto le 500 pago io Una pizza. Sopra le 500 la paghi tu. Pago io. Sopra. Siamo fatti 500 visualizzazioni. Come se non aiuto musica, che ne dici? Questo mi fa fesso Cafone. Il Cafone ho fatto i suoi, capito? Che si fa? Facciamo sopra le 1000. Non mi ne allarghiamo. Sopra i 5.000. No, sopra le 1000, che le parole per crescere nel tempo. E come ci fai? Non lo so, mi trovo in Allora, difficoltà. così, fino a 700 per via, Oltre i 1.000. paga tu. Ok, va benissimo. Va, capisci? Le palle crescono così, non è che cresce tutto insieme. Mano si abbuffa, le palle crescono sempre di più e le vedi sempre A di più. me si rompe. No, Antonio Crocco, Antonio da Mondragone vi manda i saluti. Sì, pure un vino, abbiamo trovato un suo vino buono. vino buono sta. Rosa Cicci, buonasera da Palermo, saluti per tutti e due. Un bacio sempre a Palermo, Catania e tutta la Sicilia. Gerardo Pisani, sei un grande cafone. Senza offesa, ti ringrazio. Tony Mariano vi aspetta in Germania a gennaio.
Che se si vede a Germania, si andava tutto nuovo, stasera che si va a volare. Io non mi sto trovando su cosa vuol che a sotto del cominciamo, sto fumando un grupino che a sotto, mannaggia, non si Domenico Costanzo, mia suocera, è una di quelle che fece il terno con i tuoi numeri, ma non caccia in euro. La pigliata. No, l'ha pigliato, ma non ha... C'era la diventa o scala. No, un voto non c'era niente, assolutamente. Rosario Bruno, fino a 3.000 pago tutto io, oltre a... Chi è Rosario Blu? Anzi, ieri sono l'istituzione ammalita, a parte che lo fratello mio. Rosario Blu. Rosario Bruno. Come sei Rosario Bruno? Ah, Rosario, come no. Un saluto pure il papà. E non Le c'è più. condoglianze. sì, sì. Rosario, devi sapere che io non stavo a Napoli quando è finito il papà, perché altrimenti ero presente, però i miei figli mi pare che hanno rappresentato la mia famiglia. Siamo andati anche io e il nonno. Rosario, sì. Io ieri feci alla Trigesica, non ci andai perché stavo in sala di gestione per mettere delle cose sullo spettacolo che poi farò in teatro. A proposito, Lo so. 17 novembre siamo a Melito, poi a Natale stiamo a Totò e a A Melito. Totò vengo. Perché la data che tu sia venuto io non ci sto qua a Napoli. Lo so, veramente. sta a Londra mi pare. No. Sono in Sicilia sempre, sono a Caltanissetta. Lo sai? Caltanissetta. E accanto a me pure a me. E accanto alla cassetta. Che fa? Caltanissetta. Ah, Caltanissetta. Filippo Mollame, tantissimi auguri al grande Franco Moreno e tantissima fortuna per il suo CD. Un saluto da Palermo, sei un grande artista. Grazie, sappiate che il mio CD si chiama Made in Zeus. Made in Zeus. Made in Zeus, è il nuovo che uscirà il 25. Franco, mio figlio. Chi è Filippo? Fammi sentire. Aspetta, facetemi tornare. Filippo? Filippo Mollame. Mollame, sì. Un Ca- bacio Filippo, ti voglio bene. Carmine Rai Esposito Imma, un bacio a tutte e due da Somma. Grazie. Ciao, un bacio. Giosiano Felago, Grande attore. ciao Oscar. Ciao Fra. Buonasera. Gerardo Pisani, il Cafuniti nelle scarpe strette e il cervello fino. Invece andiamo a vedere scapuso più grosso. Carla d'amore, un bacio anche ad Oscar. Carla d'amore, questa qua è una bravissima ragazza. Ti faccio sempre tanti auguri per la tua bella vita. E non mollare mai, perché sappi che la vita è bella. Ha avuto un grosso problema questa ragazza. Ha superato. Sì, l'ha superato proprio bene e sta cercando di rientrare nel nostro mondo canoro. Ah, E ti scelto. posso dire che veramente è fortissima sta ragazza. E allora appena sta pure la prossima diretta la viene a fare anche Carla, sì, se lo merita Carla. Ti voglio bene Carla, a te, tua mamma, tuo padre e tutti. Tu senza sapere niente ti faccio in bocca al lupo. E che Dio ti benedica sempre. Vai. Allora, Anna Maria Grassi, ciao, buonasera, auguri da Anna Maria e Melania da Ponte Nuovo. Ponte Nuovo. A che parte è Ponte Nuovo? Ah, vicino a Genova. Si Chi se ne è caduto, ma sì, hanno fatto il il ponte. Ponte Nuovo, sì. Nicola D'Alessandro, pronto Mario, si può sentire un pezzo? No, come facciamo? Un squillero telefono. Hai capito. Poi ci organizziamo. Mettiamo l'orchestra. Dai. Anna Maria Bassone, Oscar, sei il top, Franco, e che tu dica fa? Sei un grande. Grazie. Teresa Capozzi, auguri di E cuore. mia nipote, la figlia di mio fratello Raffaele. Teresa Capo. Ma quando abbiamo i fratelli? Sì, No. no. Eravamo in 9, ora siamo in 5. Purtroppo gli altri non ci stanno più. Però è una bella famiglia grossa era. Sembra un esercito. La miseria. Sono da appiccicare con me, Anche da... Achi De Rosa, perché mi salta il mio messaggio? No, non è che lo salta, è che purtroppo ne sono tanti e qualcuno sfugge. No, Cioè, no, purtroppo nel senso che non riesco a leggerli, no, ne abbavero uno, no? Ok. Sto facendo pure lo speaker, mannaggia, come vi voglio bene. Vai. Ciro Barbareschi, un bacio, Ciro Barbareschi da Melito. Barbareschi l'attore? Da Melito. Beh, può darsi fa l'attore per il casa. Può essere, sì, può essere. No, Barbareschi è milanese, come sta male. Vi voglio bene, state sempre nel mio cuore, Oscar, ma questi VIP a tutti i costi, con mamma fa, a forza vanno fare i VIP, Alfonso D'Agostino. Purtroppo così è. Ho fatto la trasmissione, siamo VIP a tutti i costi, ascolta tutti i si chiamano dei VIP, non è VIP nessuno. E beh,
Che oggi lui lo vippo perché cantava una canzone, io lo vippo perché facevo judo, poi invece vippo uno che sotto in una fondata, Sì, uno che si va a cuccare armati, pesce, cuccare dolette, sì. e allora così è diseducativo. È vero, io sono pienamente d'accordo. Cazzo, non ti puoi dire qualcosa. Ma non mi fido. Lena Flagello, auguri zio. Questa è la figlia di mia sorella Concetta. Io, guarda, Quante femmine stanno? 2 femmine erano, ma ce ne sta una sola. Una sola. Vorresti tutto uomini. Adesso sì. Ma mo sta una femmina, Giuseppina. Poi ci sta Raffaele, Mario, Franco, e va 5. E a tu per la sera a Filippo, Filippo Giattone. come era buono, bravo. Una volta unica fa una truffa, una volta fa. No, Che si un po' più quartiere, se erano malati Mario Trevi, erano malati, ma pure se Mario Trevi non cantava, si operava, chi appare a Filippo sotto la dalle qua. Certo Filippo, voglio bene, facciamo bene che sei avvocato e può parlare. E ti presento con Mario Trevi, si guarda più un caffè dentro guarda, e si mette Paolo, non volete. Carla d'amore, grazie a tutte e due. Oltre ad essere grandi artisti, siete 2 persone speciali. Augurissime ancora ed un bacio. Grazie Carla, ti voglio bene sempre. Pina Gallo, buonasera, siete simpaticissimi. Giovanni Ventimiglia, anche il mio è esaltato. Sto facendo un canguro, non sto facendo lui. Allora, Annalisa Giusti, ciao da Annalisa da Catania, sei grande. Senti, ci sta seguendo pure Cinzia Oscar. Sì. La voglio ringraziare pubblicamente. Grazie per il profumo e poi mi ha regalato una bella bottiglia dopo barba che a me mi piace. Grazie Un Cinzia. Pino Silvestre, tu mi No, un Mennen. come? Mennen. Sandro Sani, buonasera. Pina Gallo, troppo simpatici. Ciao Sandro Sani, un bacio. Celeste di Domenico, bravi e simpatici. Grazie. Ci si oscura pure state non fate troppo bene, perché la gente hanno un manicomio. Perché? Perché un finigente, copì, sì, frate e sopra. E sì, Cinzia Oscar. Ci si oscura, Oscar di Mai, ma come si dice, ma può essere mai, un frate la sola si chiama tutti di Oscar. Sì, no, perché la gente pensa che il cognome. Oscar. Sì. Non sanno che Di Maio è il cognome. Perché si chiama Di Maio Oscar. No, su come dici, Ma come chi? Gaetano Capozzi, o Cafone da gente. a voi, Tania Barbato. L'altro monte. Tania Barbato vi saluta. Ciao Tania. Ok, per il momento non ci stanno più Ma commenti, chi sono fa? arrivato alla fine. Sono Però finito. ci sono 90 persone. Angelo Di Gennaro, mettiti seduto meglio, sembri un canotto schiattato, Oscar. Papà, guardate un bene fa mio padre, ci può pensare. Fa mio padre, 60 anni, questo è 60, 61, 62. E allora fa mio padre la commedia, va troppo in frega che la gente chiama papà e dice. Sì. Allora questo è innanzitutto. Perché lui è più giovane di te. No, c'ha 62 anni. No, ma dice che cafonata proprio. Io vedo che non voglio uscire, insomma, non fare Ma mai. ho cattato dice che fra poco. No, Di Gennaro vedi più giovane di te. Ieri hanno fatto la diretta con Angelo Di Gennaro, che da Sì, Angela che è fortissimo. Mamma mia. Gerardo Pisani, fate una bella Di coppia Gennaro, insieme. questo un commento, non so di che parlava, non mi ricordo, ma veramente mi è piaciuto, per cui gli faccio i complimenti. Però non mi ricordo, non tengo presente che cosa parla. Angelo devo fare cattolisco, non No, la non è rete. vero, non è vero, è un commento che ho sentito che richiamavano una persona. No, Angelo va molto nel sociale, va molto anche certe volte nelle cose serie. Infatti, Ma a me mi piace proprio, è come attore, è come tutto, perché complimenti Di Gennaro. Mi piace come attore. No, mi piace molto. A me piace come attore e anche come uomo, infatti poi ne parleremo. Sì. Vai. Mina Chiariello, per piacere, sono Mina da Sant'Antimo. Vuole essere salutata. Sarebbe la sorella di Mini che sta là, è il lago Di Como. Como, lei da Sant'Antimo, perché a Sant'Antimo gusta un laghetto, rindaghi la comunale. Un saluto a Mina. Ciao Mina, ciao. Franci vince inseparabile, sembrate il 7 e l'8. Oh, Tris, scusate se lo dico. E perché poi fosse... 78 che fosse? A zoccola. A zoccola. 78 a zoccola. A Palermo a zoccola 78.
E che sarebbe la zoccola? E andà smorfi pure, si Però tanto non cazzo. faccelo sapere perché No, c'è il 7 e l'8 è quelli siciliani. Ficarra e Picone hanno Ficarra e fatto il Picone. film il 7 e l'8. Ma piace tutti e due, Bello, piace più figare al piccolo o a tre zoccolo? ma mi piace più ficare il figolo che ficone. Picone. Ficare il figolo. Ah, zoccolo non è regalito, 78 a Palermo fa zoccolo. Pure a Napoli. Però due facce... Trilla. Trite. A proposito di zoccolo, un saluto al nostro fratello amico Alberto Senti. Sì, Alberto. Alberto è un grande figlio. In una zoccola a casa tua. Alberto lo sai che io lo ammiro perché riesce a fare queste canzoni con delle cose Ma te ci sta una canzone mia romantica che ti piace molto? belle, a me mi piace. Qual è? Signora mia? No, quella che tu parli in un L'orecchino. Ah, quella è bella, melodica, che È romantica. è romantica. No. Sì. Ma come dici, ti ricordi un po'? Aspetta, signor, ma facile. Signora mi facitelo un pochino perché ci voglio mettere l'orecchino. E poi c'è sta un'altra che tu cantavi che era melodica. Ma- Quando è bello. Lo sai, ho pensato di inciderla quella canzone. Ma di chi è l'autore? L'autore è Visco Castiglia. Visco. Ma è bello proprio. Tu facevi una sigla finale, mi pare. Bella. Ah, perché è nata Ma ogni volta che si dice peccato che l'ha fatto spazio. Non c'è niente successo. No, ma per come tu la interpreti, perché di solito uno aspetta che il comico È da far ridere sempre. non piange mai o non fa ridere, da far ridere sempre, invece mi piace quella cosa. Auguri di buon compleanno al top da Pasquale Zillo Moreno. Grazie. Dora- Pasquale Zillo è un malato mio. Sì, sempre. Mamma. Tagga qualsiasi Eccoci, cosa. signore Pasquale. Dora Fucillo, siete stupendi. Vincenza Tagliaferro, festa patronale o cena spettacolo nella mia zona le fate? Qual è è la la zona? Non lo so. Facci sapere la zona, ci organizziamo. Susi Salvatore Lista, augurissimi tesoro. Grazie. Ma sto pure non porta a tutte parti, è comodo. Guarda qua. Sì. E questo fra qualche anno può servire anche come bastone. Sì. Dice, Pensavo presupposti, capito? oh, Angelo Di Gennaro, aspettami amore, fatti trovare con il perizoma, Oscar. Moreno, un artista vero, non sa di esserlo. Solo un artista grande non sa di esserlo. Grazie. ma in poche parole ha fatto un complimento. No, è proprio l'opposto. Ho capito. La stessa cosa lo disse Nino Taranto al nonno. No, quindi, bello. Grazie Di Gennaro, grazie. Gerardo Pisani, siete bravi a recitare, organizzatevi a fare una commedia. Con Moreno? Che la miseria. Noi abbiamo fatto una sceneggiata, zio. No, Forse non prima. parla di commedia, qual è sceneggiata? Ma tutte le sceneggiate. Le sceneggiate non è commedia. Uomo reparto. Tu hai fatto come il caporeparto, mi torniamo a abbracciare e poi non fa qualcuno una canzone nuova che era uscita Quello sarebbe stato un e successo. non è mai uscita. È stato peccato perché quella canzone ci avrebbe fatto guadagnare molti soldi. Invece a me quando me l'ha fatta perdere. Arturo Brugno, piano barro, buona vita signor Moreno, saluti da Pompei. Grazie. Com'è? Buona vita sulla metà Moreni, gente. Vincenzo Tagliaferro da Nocera Superiore. Sì, me lo ricordo a Vincenzo, sì. Franco Capozzi, state andando forte? Così Franco dice. Io fra, o cafò, a bifede. Usando se mazzi. Si spara. Pasquale Zillo Moreno, cantami un po' il brano con Mauro Nardi. Campanella. Perché? Come facciamo a non tutti i successi parole. Sto tornato nata dopo, intanto l'ha fatta dire, a dopo famo una vita, facci sta sora mia. Ma lasciami. A te sei l'unico che andarci fatta meglio che parodia. Vabbè, Sei l'unico, vorresti ma che sto disco piano. e già ci capito qual è la canzone che può stare Ci sta un bel pezzo. Era lato tu dici fatti Fatti i cazzi tuoi, sì. Quella lì si chiama Sono solo cazzi tuoi. E parla di una ragazzina che va in depressione. E chiaramente sai, se fi problemi, no? Chi ha conto cotti, chi ha conto culo, come fa il popolo in generale. senza rendersi conto E invece io gli ho dato un bel consiglio, perché poi le canzoni per me sono messaggi sempre positivi. Perché
e spero di aver fatto centro, perché veramente per le persone che stanno in depressione è la cosa più grave, la malattia più brutta che possa esistere. Io l'ho avuta la depressione e so che veramente è triste. Guarda, è brutto, è brutto, è brutto. Per chi ci È il sta... tumore dell'anima. Sì, sì, che per chi ci sta vicino e per chi ce l'ha. Non si capisce niente, ci sta una baraonda totale. È vero. Vabbè, Vai. andiamo avanti. No, comunque la faccia la mi piace. Sono cazzi tuoi però qualitativi dei tasse. Sì, E date proprio a te. sì, a me le tasse. No, dico sempre da canzone, già fa proprio Io di... non ho proprio niente, cioè, Ah? non ho niente. Lo so. Sto comunque. Ma ci pensate di mettere? Di mettere la marcia di Mario Trevi con una chitarra per cantare, sai. Non sarà così. Dici, Non da mettere la faccia che Mario 3 si va da una parte. I diritti di immagine. Hai diritto di immagini non fosse una cosa esatta. Franci Vinci Inseparabili, sei il numero 1 dovunque, specialmente a Palermo. Auguri, grande uomo. grazie, grazie, un bacio a tutta Palermo che vi amo, vi adoro, siete la mia vita. Eppure sai che LGBT, il giorno quando sarà fra 220 anni, perché io muoio nel 200. Avanti Cristo. Gianni Donnarumma, auguri, un abbraccio al mio grande amico Moreno. Ciao, ciao, un bacio. Angelo Di Gennaro, buonanotte Giovanotti. Grazie, grazie a Ciao, voi. ci ho Buonanotte, detto, ciao papà. buonanotte e sogni loro. Non bisognate Oscar, mi raccomando. Rosario Bruno, la prossima festa patronale, Moreno, Trevi, Capozzi, Di Maio e poi io e Ciro Barbareschi possiamo dare anche le dimissioni. Salutatemi Ciruzzi. Ci barbari che fanno un po' parati, fanno la radio molita, tutte e due, o no? Eh sì, penso proprio di sì. Due simpaticissimi, fanno tutte cose molite la coppa là. Sai, non l'ho mai sentito, giusto a merito. Eh? Ma ci vedi questa cosa? Non vedo la radio, nati che ci No, ma non è. Ma migliaia. Angelo Bianco, complimenti davvero, saluti da Sarno. Ciao, un bacio a Sarno, San Marzano, Antonio Adinolfi, amici, vi abbraccio, buonanotte a tutti. Salvatore, salutami tutti. I mesi che pure c'hanno. Ok, penso che tra poco dobbiamo sciacquare le cardarelle. Capito? Arrivato a cuccare. Ma poi domani è sabato. Allora, Domani è venerdì. ma rimane venerdì. No, io quando fanno vecchio devo andare a cucina. Sono i primi siti per avvicciare. Moreno Bevilacqua, mi puoi salutare per favore? Sì, ciao, bevi l'acqua. Moreno Ah, Bevilacqua. si chiama Moreno lui. Moreno proprio. Ciao Moreno, buonanotte. Moreno bene l'acqua. Io fra poco. Acabo un bicchiere. Dobbiamo salutare. Sì, penso di sì. Penso di Ma sì. perché ci sarà ancora un sacco di gente. Ci sono ancora tanti commenti. Su mezzanotte non guarda gente, domani deve andare a lavorare, perché domani è domenica. No, è una malattia tedesca, l'Alzheimer. Allora, scherzi a parte, io l'ho sentito già il discreto, prima vi consiglio veramente di comprarlo, ascoltarlo, perché tu ne hai fatti tanti di successi. Sì. Qua troviamo un Moreno più È fresco, è moderno. più maturo, Sì, sì, maturo, però con la stessa vivacità di sempre. Ah, sì, sì, è vero. Quindi io vi consiglio, per buon auguro il disco lo vado a comprare, lascio che poi mi regalo. Poi casomai qualcuno non dovesse avere tanta disponibilità, chiamatemi a me in privato, che ci di fa Amazon, per Donchino, chiamatemi a me. Ma non è vero. Fammi un po' di pubblicità, va Bravo, bene? bravo, grazie, grazie. Sei contento? Ma contentissimo. Sì, hanno sparato pure i fuochi. Sparare pure i fuochi. Spero che vinca più lui che la Zeus. Quello che ha detto. Il tuo marchio qual è? Il mio marchio, Oscar di te. il mio marchio non so. Vabbè, comunque ci vogliamo lasciare perché sta. Allora, i numeri che tu quali sono? Non mi ricordo. Siamo fatti l'età che poi... Allora, 8, 16, Silice e Nuant. Franco Moreno, io lavoro, Oscar Di Maio, Rafone, mi saluto da tutto qua. lo saluto a tutti. Stavo di bene. Stato di bene. E chi non compra il disco questo è di bene. Niente. Cose dell'altro monte. Buonanotte, ciao.